Buonasera, io do il più caloroso benvenuto a Livia Pomodoro e ad Antonio Bettanini, a tutte e a tutti voi, a nome dell'Ateneo Veneto, del Consiglio accademico e della Presidente dell'Ateneo Veneto, Antonella Magaraggia. Antonella Magaraggia, a causa di un impegno istituzionale pregresso, oggi non può prendere parte a questo incontro, ma molto calorosamente, per mio tramite, vi accoglie e vi saluta qui nell'aula magna dell'Ateneo Veneto. Livia Pomodoro, pugliese di nascita, se mi permettete di ricordarlo, e milanese d'adozione, presidente del Tribunale di Milano, 2 volte capo di gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia e oggi presidente dell'Associazione Culturale Milanese No Profit Noema, parola bellissima, Spazio Teatro Teresa Pomodoro. L'associazione fu fondata dalla sua sorella gemella Teresa, attrice e drammaturga, ed è una fondazione animata da un'idea altissima, civile, di teatro e di cultura. Al Teatro Noema nessuno paga il biglietto, perché il teatro, e con esso la cultura, debbono combattere la marginalità, combattere l'esclusione, devono guardare per primi agli esclusi, ai sofferenti, ai marginali, devono farsi comunità e sostenere la comunità, e in questo sono un'arma poderosa e pacifica di cambiamento e di rivoluzione. Come a suo modo è rivoluzionario il libro e il percorso di cui Livia Pomodoro parla qui oggi con Antonio Bettanini, un giornalista e professore universitario. È un libro che disegna un percorso, un viaggio, che è sempre un viaggio di formazione, è sempre un'esperienza fondativa, in antico come oggi, un viaggio attraverso l'Europa, cioè attraverso la geografia dell'Europa e attraverso in 7 nazioni e attraverso la storia d'Europa fino alle radici del presente. Il mondo abbaziale in Europa non solo ha dato riparo e protezione ai pellegrini in una rete solidale tenuta insieme da legami invisibili ma solidissimi. La comunità abbaziale, il mondo abbaziale ha determinato progressi scientifici e culturali, ha garantito la sopravvivenza del patrimonio letterario greco-latino, e su questo mi fermo con particolare trepidazione da grecista. Dunque ha salvato i testi e con essi ha salvato l'eredità e la memoria di una civiltà intera. Ha segnato il formarsi stesso dell'idea di comunità. È un libro che lentamente, con dolcezza se posso, con cordialità, va contro il presente nella lentezza del pellegrinaggio, del cammino, nella tutela della memoria, nell'elogio del silenzio dentro questo chiasso che ci perseguita, nella ricerca della solitudine dentro la comunità, nella ricerca di una bellezza che sia vera, non effimera, che sia etica. È un libro che nasce da un'idea di fuga e circolarmente, sorprendentemente, meravigliosamente, se pensiamo che inizia con un'idea di fuga, si conclude dentro l'idea di comunità, dentro l'idea di essere insieme. E questo libro è dedicato ad un'umanità solida e mite, a un'idea alta appunto di comunità, fatta di persone, di cittadini armati della saldezza, della radicalità e della mitezza della convivenza civile, in fondo, infine, di speranza. È un libro animato da valori civili più che mai urgenti, più che mai necessari nel presente disgraziato che ci circonda, e forse anche per questo oggi l'Ateneo è particolarmente lieto di ospitare questo incontro e dare spazio alle parole e al cammino di Livia Pomodoro. Grazie mille, passo la parola. Buonasera a tutti e benvenuti alla 7ª edizione del Festival delle Idee. Io sono Michele Menditto, faccio parte dell'organizzazione del festival, e quello di oggi è il primo appuntamento che teniamo qui in Ateneo Veneto dopo un'anticipazione avuta in primavera con Federico Rampini, e proseguiamo oggi questo viaggio del festival con Livia Pomodoro e Antonio Bettanini, che ci racconteranno, come accennava anche la consigliera, il valore delle abbazie in Italia e in Europa. E domani invece terremo il secondo appuntamento sempre qui in Ateneo con Dario Bressanini, che sarà poi anche il penultimo appuntamento del festival. Il festival è praticamente agli sgoccioli e il 28 al Museo Menove terremo anche l'ultimo appuntamento. Io non vi rubo altro tempo, prima di passare la parola ai nostri ospiti
Ci terrei a ringraziare quelli che sono i nostri partner istituzionali, in particolare la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, che ci sostengono fin dalla prima edizione, e ringraziamo ovviamente anche l'Ateneo Veneto per questa collaborazione che portiamo avanti già dall'anno scorso e di cui siamo molto contenti, anche perché ci ospitano in questa sala meravigliosa. Io non vi rubo altro tempo e lascio la parola ai nostri ospiti. Buona serata. Grazie a tutti voi di essere qui questa sera. Prima di tutto ringrazio l'Ateneo Veneto, ringrazio lei professoressa per le belle parole che ha voluto indirizzarci, e quindi ringrazio il Festival delle Idee, in particolare nella persona di Marilisa Capuano, che ne ha la direzione artistica. A me il compito mio questa sera è certo quello di un dialogante con Livia. Chiamo Livia Pomodoro, a Livia Pomodoro do del tu per una lunga consuetudine, forse così approfitto anche per dire due cose veloci su di me. Ci siamo conosciuti nel 1990, abbiamo passato insieme quella che è considerata, credo non solo da me, la stagione del coraggio di Stato, che è finita con 2 stragi di mafia, ma anche con il Settembre Nero, con la cattura di Totò Riina. Quegli anni a fianco di Claudio Martelli e di Giovanni Falcone sono stati per noi due degli anni irripetibili anche per l'onore e per la bella avventura che nonostante tutto abbiamo potuto vivere al servizio delle nostre istituzioni. Da lì è nata un'amicizia, dapprima un po' da lontano, e poi ci siamo rivisti nel 2015, nel 2014, in preparazione di Expo Milano 2015. State tranquilli che non ripercorro questa pseudo-bio anno dopo anno, ma mi serve citare il 2015 perché poi insieme abbiamo scritto un libro, Expo Milano 2015, un'eredità carica di futuro. E lo dico perché l'esperienza che abbiamo vissuto con il mondo delle abbazie e con questo parto che si chiama In Cammino è anch'essa un'esperienza che affonda le radici nel passato, ma che da questo passato ricava una lezione delle indicazioni di futuro. Tanto per sfatare, perlomeno per quelli della mia generazione, un falso mito di un medioevo periodo di ombre, no? Cioè, forse nella memoria un po' superficiale di ognuno di noi c'è un titolo di una riflessione storica che Indro Montanelli aveva compiuto con Roberto Gervaso e che appunto, per la verità, fermandosi all'anno 1000, dà comunque del Medioevo questa immagine tetra e negativa. Direi tutto il contrario, perché trovo sia molto bello che noi si possa scavare nella storia anche per poterne parlare oggi con una consapevolezza che magari quella che si chiama cancel culture non intende più avere. E perché dico questo? Perché l'anno 1000 è stato per i nostri progenitori lontani che l'hanno vissuto, è stato un anno di grandissima svolta. È stato come, mi perdonerete per questo paragone irrispettoso e riguardoso, è stato come uno straordinario dopoguerra, perché le aspettative di quel mondo, che era un mondo cristiano, erano le aspettative della fine del mondo. E quindi l'anno 1000 è un anno di confine
tra il buio, che effettivamente può e deve esserci stato, e la luce. Comunque noi la si intenda guardare questa luce con gli occhi della religiosità o con gli occhi della laicità. È comunque una spinta straordinaria che spiega anche il perché, diciamo, questo fiorire di mondi abbaziali, questa Europa che è un contrappunto di luoghi abbaziali, che ci spiega anche una cosa. Guardate, le cose che io vi dico le ho imparate facendo questo viaggio, e molte volte le ho imparate il giorno dopo, ritornando da quella, non voglio offendere nessuno, ma quella visita spesso superficiale che ci capita di fare di fronte alle antichità o alle opere d'arte, a volte anche molto distratta, e che poi, se abbiamo la fortuna o la curiosità di ritornarvi sopra, magari il giorno dopo, qualche ora dopo, ne scopriamo una profondità e una ricchezza che avevamo bellamente saltato. Ed ecco che quindi questo riferimento io credo che sia utile da fare. Ma non voglio farla lunga, perché ho promesso un dialogo e siete, immagino, tutti qui, non per me che sono anche un autore di romanzi che nessuno praticamente legge, siete tutti qui, credo, per Livia Pomodoro. Quindi vorrei chiederti, Livia, ma come ti è venuto in mente di fare questo percorso che poi noi in qualche modo, che tu in qualche modo racconti in questo libro? Dico in qualche modo perché il cammino non si è interrotto, e lo concluderemo tra qualche tempo, un po' prima del dicembre, con la nostra 28ª tappa. Allora, a te. Grazie Tonino. E io direi facciamo in questo modo. Io comincerei dalla fine. Direi che questo libro è in qualche modo non una sintesi, perché le sintesi non esistono, ma è in qualche modo il risultato anche delle tante riflessioni che, come ha detto il professor Bettanini, siamo riusciti a fare in questo viaggio. Questo viaggio è nato da una mia lettura di Goethe. Goethe dice una cosa bellissima che a me è parsa in quel momento e nei momenti in cui stiamo vivendo particolarmente significativa. Goethe dice: l'Europa è nata pellegrinando. Oggi l'Europa è una realtà che tutti conosciamo, un po' sfilacciata da ogni punto di vista, ma soprattutto è una realtà nella quale ci sono incommensurabili e grandi valori che andrebbero ripresi, rivissuti, e che sono stati all'interno delle abbazie che abbiamo visitato, e vi dirò qualcosa su questo, sono stati come tenuti in serbo, sono come dei tesori che sono stati conservati, non per creare soltanto memoria, come giustamente ha detto il professor Bettanini, ma per pensare ad un futuro possibile. Diciamo che questa esperienza è nata dal mio desiderio di dare un contributo perché questo futuro in qualche modo possa vederlo anch'io, che come tutti sanno ho anche davanti a me lo spazio del tempo che mi sarà consentito, ma è un modo per rivisitare dei luoghi dove si sono verificate alcune cose particolarmente importanti e interessanti. Io ho chiamato intorno a me un po' di persone con cui collaboro, e Tonino tra questi, perché lui da molto tempo lavora e collabora con me, e come vi ha già detto lui e non lo ripeto io, siamo non solo amici ma anche spesso contendenti
perché come accade alle persone che hanno davvero grande amicizia tra di loro, non è che ci nascondiamo dietro l'amicizia per non dirci quello che pensiamo e spesso siamo anche un po', come dire, un po' critici l'uno nei confronti dell'altro, ma tutto questo serve, tanto che in questo libro, come voi leggerete, c'è un personaggio che è Frate Alberico, che mi accompagna dappertutto, da un lato mi critica e dall'altro mi aiuta, e questo personaggio è Tonino Bettanini. E io, quando voi leggerete, o se leggerete mai questo libro, vi renderete conto che questo è stato, non è un escamotage letterario, è una storia vera, una storia di veri rapporti, una storia che passa attraverso esperienze che vengono da lontano, ma che sembrano e sono in alcuni casi davvero ancora attualissime. Io devo dire che gli abati e coloro che si sono succeduti nelle varie abbazie che abbiamo visitato hanno avuto un merito grandissimo, non solo quello della conservazione, che pure, mia cara, sarebbe un grandissimo merito, ma anche e soprattutto quello di saper sviluppare rapporti con le comunità veramente straordinari, con le comunità con cui si sono trovati a confronto, e tutto questo ha creato quello in cui io credo fortissimamente. Io penso che se l'Europa avrà un futuro, sarà quel futuro in cui riuscirà a costruire una serie di comunità, le chiamo comunità per intenderci, ma sono gli stati, sono i paesi e così via, che siano da un lato miti e dall'altro solidali tra loro, non solidi soltanto, come dicevo poco fa alla professoressa con cui ho chiacchierato un attimo, ma perché la solidità può significare anche prepotenza e può significare anche prevaricazione. E la solidarietà è qualcosa che il mondo deve tornare a riscoprire, e gli abati e i loro conventi, attraverso regole molto precise, basta andare a Fontanei, a Citeaux, dove siamo stati, e pensare... Sono le abbazie cistercensi, le prime abbazie cistercensi in Francia. E appunto pensare alla regola di San Bernardo, che poi è diventata la regola anche cistercense, quell'ora et labora è una regola fondamentale, oltre alle altre regole che sono state introdotte, perché è una regola che significa da un lato la spiritualità di chi deve imparare a vivere una vita che abbia una sua interiorità, ma dall'altro significa anche lavorare, ma lavorare solo per se stessi, per arricchirsi, no? Lavorare per il bene comune. Io ho visto luoghi straordinari, faccio solo un esempio, perché mi ha colpito molto, a parte San Gallo, dove ci sono, pensate che durante il periodo del Covid hanno addirittura trascritto a mano la Bibbia. E oggi è un libro straordinario che si trova nella biblioteca di San Gallo, dove appunto raccontavo che il cardinale Ravasi ha voluto dedicarci una sua riflessione sul silenzio, e niente più chiaro agli studiosi e ai pensatori del silenzio attivo, non del silenzio per il silenzio. C'è un'attività del silenzio che forse dobbiamo riscoprire, e noi ne abbiamo fatto esperienza anche nel nostro viaggio, ma voglio raccontarvi solo una cosa. Accanto, relativamente vicino alla città di Monaco di Baviera, si trova un'abbazia, l'abbazia di Plankstetten. Questa abbazia era un'abbazia pressoché abbandonata, dove oggi fiorisce una vita
economica e sociale straordinaria, ma aveva soprattutto questo limite, era al confine con la Foresta Nera, che come sapete negli anni 2010 circa, credo, no, forse un po' prima, era stata funestata dalle famose piogge acide, che avevano distrutto completamente quel paesaggio straordinario che invece è oggi la Foresta Nera. Questi frati sono andati lì a Plagstetten, si sono rimboccati le maniche, come hanno fatto tanti frati nell'anno 1000, intorno al quale sono nate molte abbazie, ed erano gli anni in cui c'erano soltanto cocci dappertutto, perché i grandi dell'epoca, ma anche i piccoli, feudatari e così via, si facevano le guerre fra di loro per un pezzo di terra o per un corso d'acqua, come voi sapete benissimo. Bene, questi frati di Plagstetten, con a capo il loro abate, hanno fatto due cose straordinarie. Hanno cominciato a lavorare con la comunità, cercando di averne il consenso, perché la comunità intorno era molto ostile, come moltissime comunità, anche perché pensavano ai nuovi conquistatori, evidentemente, e hanno cominciato ad immaginare come si potesse lavorare insieme, oltre che pregare. E questo Labora è diventato un vero e proprio laboratorio. Oggi, lungo il fiume Danubio, c'è una foresta nera assolutamente florida, ma soprattutto nell'abbazia di Plagstetten, intorno all'abbazia, dove hanno applicato regole ampie di sostenibilità biologiche di altro tipo, è nata una vera e propria, come devo dire, industria? Azienda? No, voglio dire una vera e propria comunità di lavoro particolarmente straordinaria, tanto che alcune basiliche, abbazie, conventi intorno a questa realtà si sono consorziate tra di loro, sono oltre 100, fanno la macelleria dolce, fanno una serie di cose straordinarie. Si sono applicati anche gli architetti, i quali hanno scoperto come la paglia può essere anche ognifuga se trattata in un certo modo, e hanno costruito le prime case in paglia che, come voi sapete, non sono attaccabili dal fuoco, ma sono calde d'inverno e fresche d'estate. Ecco, io credo che tutto questo sia rivoluzionario. Noi l'abbiamo raccontato, noi l'abbiamo vissuto. Vi ho fatto un solo esempio, ve ne potrei fare tantissimi altri. Potrei parlare dell'Horticulus di Fulda, per esempio, o di altri luoghi dove curano i malati, che abbiamo incontrato, dove ci sono farmacie antiche. Va bene, io sono figlio di un farmacista, quindi questo mi ha agevolata molto, devo dire, in questa scelta di realtà. Ma io sono figlia di un farmacista galenico, un farmacista che costruiva il medicinale. E infatti nostro padre a noi figli diceva: io voglio che voi andiate all'università, che voi studiate, fate quello che volete, ma non voglio dei figli droghieri. E nessuno di noi è diventato farmacista. Ma a parte, per carità, non ce l'ho con i farmacisti, non vorrei che i farmacisti, che tra l'altro fanno un lavoro egregio e studiano nelle nostre università in maniera straordinaria, però tutto questo mi ha fatto capire come questi mondi che apparivano lontani sono diventati vicini attraverso questa loro capacità di crescita. Infatti dovunque siamo andati, abbiamo ormai visitato 28 abbazie, visiteremo l'ultima abbazia nei prossimi giorni, e in ognuna di queste abbazie
che sono molto diverse tra di loro, ma hanno tradizioni antiche, la tradizione dei vigneti, per esempio in Borgogna, altre tradizioni importanti, la tradizione della lana follina, che nel Veneto, dove c'è anche quella della vigna, del vino, Valdobbiadene, quella zona, ma tantissime altre. Ho parlato di quelle italiane perché sono quelle più note, potrei parlare poi dei maestri birrai in Belgio, in Olanda, della capacità che hanno di fare una birra particolare che ha bisogno solo dell'acqua di una sorgente che pure c'è in Belgio e quest'acqua viene purificata non attraverso percorsi chimici, ma attraverso le piante che crescono nei loro stessi territori. Pensate alla ricchezza di tutto quello che vi sto dicendo. Pensate a quanto il mondo può essere capace di stare insieme, mantenendo la propria diversità. Ognuno è diverso dall'altro, ma si può stare insieme in armonia, in comunità che facciano quello che noi chiamiamo il bene comune. Ecco, caro Antonino, che cosa mi ha spinto a fare questo lungo percorso. Bene, allora aiutiamo il nostro pubblico a, diciamo, a cogliere più in dettaglio quello che è stato il nostro progetto, perché noi abbiamo immaginato questo percorso lungo le abbazie. Intanto siamo partiti a luglio di 3 anni fa da Canterbury. È stata una scelta in qualche modo simbolica, perché penso che molti di voi sappiano che Canterbury è l'origine della via Francigena, e quindi è chiaro che in questo nostro percorso, anche se non è stato un percorso religioso, le sue tappe senz'altro sì, ma era un percorso rispettoso della religiosità ma anche laico, e questo nostro percorso ha attraversato 7 nazioni e indubbiamente non poteva non avere a che fare con l'idea che una parola chiave ci aveva suggerito, quella di pellegrinaggio. E quindi Canterbury, che è all'origine di uno dei più famosi percorsi del pellegrinaggio cristiano e religioso, la via Francigena, è stato per noi una sorta di incipit, di punto di partenza. Poi non abbiamo seguito, come posso dire, filologicamente questo percorso. Abbiamo però attraversato 7 nazioni, per cui accanto alle abbazie italiane che per lo più Livia vi ha citato, ci sono sicuramente, perché ve le ha citato, le 2 tedesche che sono Plankstetten e Fulda, c'è la Svizzera con San Gallo che tu hai citato, ci sono le francesi, Citeaux, Fontenay, tutte le abbazie cistercensi di Borgogna. Sul mondo cistercense non si può non fare poi una riflessione, non dedicare anche uno spazio della nostra presentazione. E poi naturalmente c'è l'Olanda con Tilburg e due tappe in Olanda, il Belgio, abbiamo in questo modo visitato delle abbazie trappiste, quindi abbiamo incontrato il tema della birra. Giustamente Livia ha sottolineato questo tema dell'acqua, la birra è fatta per il 90% di acqua e la birra era un'importante bevanda della vita dei monaci, perché proprio il processo di costruzione della birra attraverso un'attenta purificazione dell'acqua era la garanzia che la birra era una bevanda sana, che ti metteva al riparo dalla non potabilità di molta dell'acqua che ti poteva capitare di bere. Quindi diciamo che il valore e il significato della birra è un valore e un significato di natura anche sanitaria in qualche modo. Ho fatto questa digressione, ma in realtà anche perché arrivato in Olanda e in Belgio questo era il loro regno, e da lì però vorrei brevemente partire per raccontarvi questo fatto. Le tappe sono state 28, ma ogni tappa aveva un suo formato.
Livia ha prevalentemente, se non esclusivamente, parlato di uno dei 3 momenti del formato, cioè il tema dei territori, dei prodotti e della sostenibilità. Anche per questo noi abbiamo detto e, come posso dire, sottolineiamo questo elemento di un mondo del passato che guarda al futuro, perché tutta la nuova economia sostenibile e circolare trova nei prodotti bio e nella riscoperta oggi si dice più comunemente del chilometro zero, una risposta alla sfida della difficoltà che sempre più abbiamo ad avere una alimentazione sana. Quindi il mondo delle abbazie è un mondo per eccellenza interprete e rappresentativo di questo passato che guarda al futuro. Quindi questo era il nostro primo, come posso dire, il nostro primo appuntamento, perché il formato dei nostri incontri prevede quasi sempre al mattino, o il primo appuntamento è una sorta di incontro-convegno attorno al quale abbiamo spesso coinvolto il mondo della scuola. Livia è cattedra UNESCO sui temi della sostenibilità, abbiamo coinvolto molte cattedre UNESCO, abbiamo cercato ogni volta di coinvolgere le comunità locali e quindi di offrire un progetto percorso che consentisse alle comunità locali di riconoscersi e di partecipare soprattutto. Poi, qui potrei chiudere anche questo mio intervento, il secondo momento dei nostri appuntamenti era un momento dedicato alla riflessione e al confronto su di una parola. Livia vi ha parlato della parola silenzio, all'inizio vi ha parlato della parola comunità. Abbiamo in ogni tappa scelto una parola chiave attorno alla quale quindi discutere. Avevamo così come nella sostenibilità avevamo in un personaggio Claudio Serafini che è il direttore della rete europea delle città organiche, avevamo un punto di riferimento che in qualche modo ci consentiva anche di internazionalizzare la relazione dei nostri convegni. Per quanto riguarda la parola, oltre alla presenza molto spesso di religiosi importanti e di intellettuali importanti e interessanti, avevamo e abbiamo Massimo Sebastiani che per l'agenzia ANSA si è inventato anni fa questa rubrica della parola della settimana e quindi diciamo che si tratta di un professionista abituato a discutere di questo mondo delle parole che attraversano storia e geografia dei nostri tempi e del nostro passato. E poi diciamo che l'appuntamento si chiudeva, visto che un elemento importante nella costruzione del nostro progetto è stato il Teatro Noema, una dimensione artistica, non necessariamente teatrale, ma comunque l'espressione artistica per lo più ispirata e rispettosa di una dimensione sacrale e religiosa, ma non sempre e non necessariamente. Questo quindi è stato per darvi un po' le coordinate di un percorso che nel libro non trovate, diciamo, descritto così ragionieristicamente come ho fatto io adesso, lo trovate descritto e lavorato forse meglio, con più fantasia, almeno questa è la mia impressione e anche la mia speranza per un eventuale lettore. Ma tu parlavi prima di comunità, vorrei soltanto chiudere questo mio breve intervento per dire che giustamente Livia ha sottolineato un'altra carica di futuro che noi abbiamo scoperto in questo mondo. E in questo caso questa carica di futuro, che è stata anche recentemente celebrata perché data più o meno 1119, è un documento che si chiama Carta Caritatis, perché dovete sapere che il mondo cistercense produce la prima
molto più che il mondo ateniese, la prima forma di democrazia che sia conosciuta nel mondo e nel mondo occidentale, in particolare in Europa, perché perché a un certo punto il proliferare di abbazie crea una comunità plurale che ha bisogno di coordinamento e ha bisogno quindi di relazione, e si crea un organismo che è il capitolo generale, che è un'assemblea annuale a cui partecipano gli abati di tutte le abbazie, una testa e un voto, e quindi da lì nasce una grande, come posso dire, invenzione di futuro. Io vorrei, se posso, leggervi poche righe che vi raccontano che cosa ci dice questa carta, perché quando noi parliamo di passato e futuro non possiamo restare così nel generico. Caratteristica della carta è quella di essere, seppure radicata nella tradizione religiosa, fondamentalmente un testo giuridico, prodotto per regolare i rapporti fra l'abbazia madre e le abbazie figlie, sancire norme di comportamento, costumi e leggi comuni, definire ruolo, compiti, limiti e relazioni dell'autorità, regolandone i sistemi di successione e indicando le procedure e i meccanismi di elezione degli abati, regolamentare le riunioni e le visite, stabilire le reprimende e le punizioni previste per le trasgressioni. Stiamo parlando del 1119. Beh, Tonino ha detto quasi tutto, ormai mi resta pochissimo da dire. No, ci abbiamo un sacco Noi abbiamo fatto in questi 3 anni delle esperienze straordinarie. Io auguro a tutti, lo dico sempre ai giovani, se avete voglia di fare qualcosa di diverso, fate un pellegrinaggio, dovunque vogliate. Lungo, breve, lungo sentieri non percorsi. Ricordo che recentemente noi ci siamo ritrovati con la macchina, vero Luigi? Davanti ad un sentiero dove c'erano dei blocchi addirittura di tronchi per terra, e ci siamo detti: ma perché siamo arrivati fino a qui? In realtà semplicemente perché avevamo sbagliato strada, perché dovevamo andare nella strada di sotto e invece abbiamo preso una strada di sopra, in una delle ultime abbazie che abbiamo visitato. Ma pensate che quei sentieri, come diceva San Bernardo, sono i sentieri dove le piante ci insegnano, le piante, gli alberi, ci insegnano molto di più di quanto noi possiamo trovare nei libri. E aveva ragione, io lo dico sempre, penso che sia utile che noi ci guardiamo intorno. Noi facciamo un gran parlare di green, facciamo un gran parlare di verde, facciamo un gran parlare di situazioni, forse più perché ci sono delle mode che nel mondo passano continuamente, che non perché siamo convinti che si possa davvero avere dei cambiamenti. Ma i cambiamenti non sono traumi, i cambiamenti possono avvenire anche con piccolissime cose. Noi abbiamo visto questo mutare di situazioni che conoscevamo attraverso i libri, perché noi negli anni 1000 non c'eravamo, per nostra fortuna, ma abbiamo visto situazioni mutate, piacevoli, gradevoli, dove abbiamo avvertito la capacità delle persone di stare insieme, la capacità delle persone di parlarsi e di cercare di capirsi. Vedete, io ho un teatro nel quale faccio prevalentemente attività internazionale. Vengono da tutti i paesi del mondo e spesso si tratta di persone che non conoscono una parola non solo della nostra lingua, ma anche delle altre lingue che noi conosciamo
francese o inglese o tedesco o spagnolo. Ecco, si fa fatica ad intendersi, ma fino a un certo punto. C'è negli esseri umani una capacità di, come dire, di avvicinamento che è veramente straordinaria e non è soltanto quella che noi chiamiamo l'empatia tra le persone, è anche la nostra curiosità di sapere come vivono gli altri, come sono gli altri, chi sono gli altri che incontriamo. E quando i giovani e i ragazzi si incontrano tra di loro, vi assicuro che è una grandissima gioia. Allora vi racconto un piccolo episodio del teatro però. Una sera avevamo uno spettacolo del Mali, era un gruppo di donne non giovanissime che cantavano e suonavano con strumenti antichi le musiche, i canti e i suoni dei loro villaggi. Io tutte le sere quando c'è spettacolo sono davanti alla porta ad accogliere il mio pubblico, che è sempre numerosissimo. Quella sera ero davanti alla porta e vedo un cartello con su scritto mi raccomando in italiano, alle 8:30 dovete essere davanti al teatro Neumann. Allora mi sono avvicinata, c'era un gruppo di ragazzi che venivano dal Mali, perché dovete sapere che essendo io un teatro così aperto all'internazionale, molti ragazzi si sono consorziati, è un teatro dove non si paga il biglietto per entrare, l'unico teatro al mondo, molti ragazzi si consorziano per venire a teatro insieme, vengono in 30, 40, 50. Erano lì un gruppetto di ragazzi, mi hanno raccontato che erano del Mali, stavano cercando di imparare la lingua italiana, la loro insegnante aveva suggerito questo percorso, ormai vengono abitualmente in teatro da noi, quest'anno abbiamo anche uno spettacolo del Mali tra l'altro, e uno spettacolo del famosissimo Koulibaly, che è il più famoso marionettista del mondo, veramente straordinario. E devo dire che è una gioia vedere, per esempio, i ragazzi degli Erasmus, che a Milano sono tanti, si sono uniti in una specie di, hanno fatto come abbiamo le convenzioni con tutte le università, loro ne hanno fatto una particolare degli Erasmus e vengono a tutti gli spettacoli dove sono interessati. Sapete perché? Per ascoltare il suono e le voci del loro paese, ma non è solo nostalgia, è anche speranza di poter costruire un altro futuro e vi assicuro è una straordinaria esperienza, quella che noi abbiamo vissuto per 3 anni facendo salti mortali perché avevamo tutti i nostri impegni, le nostre attività, ma siamo riusciti a fare un'esperienza che per noi è stata preziosa, vogliamo condividerla ed è questa la ragione anche per cui siamo qui questa sera. Grazie. Ciao Olivia, come stai? Bene, grazie. Vorrei... allora, il tuo libro è veramente un libro straordinario perché ci accompagna attraverso delle dimensioni molto interessanti e ognuna di esse ci racconta qualcosa. Allora, la prima dimensione è la dimensione spirituale, non religiosa, ma spirituale. La seconda dimensione è la dimensione del viaggio nello spazio, ma tu ci porti anche nel viaggio nel tempo, e cioè ci racconti di un passato nel Medioevo mai abbastanza visitato e così interessante, così pieno di sorprese e di novità, se così si può dire, e tende al futuro. Ma
Quale di queste dimensioni è quella che tu hai amato di più nel fare questa esperienza? Grazie. Non esiste una sola dimensione, perché noi esseri umani siamo fatti di tante dimensioni e le dimensioni che abbiamo incontrato in giro sono rimaste per noi straordinarie tutte. Io non saprei dirti se ce n'è una più importante di qualche un'altra e sarei soltanto presuntuosa se ne indicassi una rispetto ad altri. No, no, l'uomo è fatto di tante dimensioni che sono quelle che tu hai citato, lo spazio, il tempo, la dimensione del passato rispetto a quella del futuro. Il nostro futuro è sempre, ricordiamocelo tutti, nelle nostre mani, ma dipende da come noi sapremo usarlo, dipende da come noi sapremo ricostruire tutto ciò che si sta smagliando intorno a noi, per non dire distruggendo. Se c'è qualcun altro che vuole farci delle domande, noi siamo a vostra disposizione, siamo venuti qui per questo e quindi capisco che è sempre difficile fare delle domande senza aver letto ciò che noi abbiamo scritto e ciò che noi abbiamo fatto. E anche se noi abbiamo chiacchierato un po' a lungo, questo non significa che vi abbiamo fatto conoscere tutto. Anzi, come abbiamo scelto le abbazie. Come abbiamo scelto le abbazie. ecco, guardi, da questo punto di vista devo dire che quasi non le abbiamo scelte, siamo stati scelti, perché voi non potete neppure immaginare quante richieste abbiamo avuto. C'è una fame e una curiosità di conoscenza di cui non ci rendiamo neppure conto, ma quella che salverà il mondo, ve lo assicuro. E noi siamo partiti da Canterbury perché Sigerico era partito con la via Francigena da Canterbury. Però poi abbiamo incrociato tante altre vie che portano in pellegrinaggio qua, là e dovunque altrove. E ne abbiamo limitate alcune all'Europa perché il nostro pensiero era rivolto al nostro mondo, all'Europa, a questa Europa oggi così disorientata, così scarsamente forte nelle sue proposte culturali, scientifiche, di immaginazione, e io direi culturali con un termine solo. Ecco, se dovessi usare una dimensione, direi che la dimensione più importante che forse abbiamo conosciuto facendo, più che delle scelte, facendo delle strade in qualche modo obbligate, devo dire, è stata proprio questa, la dimensione culturale di conoscenza. Guardate che l'uomo senza conoscenze non è nessuno e non è capace di essere nessuno. Posso aggiungere una cosa? Che in parte dal mio punto di vista risponde a queste due domande. Secondo me, bene ha fatto Olivia a dare una risposta onnicomprensiva, ma secondo me almeno uno dei momenti di partenza che ha anche determinato tutto il nostro percorso è stata l'idea del cammino e di come nella fase in cui questo progetto è stato pensato eravamo, come tutti voi, reduci da una pandemia e nel pieno dell'inizio di una guerra. E la scoperta e, come posso dire, la ricerca di se stessi e il dialogo con se stessi è una delle condizioni che il viaggio e il cammino ci regala.
A questo si possono aggiungere anche degli elementi, come potrei dire, un po' alla moda. Giustamente Livia ha un po' ironizzato su questa ideologia verde, che peraltro va sicuramente compresa e rispettata, ma per certo c'è stato in questi ultimi tempi un forse inconsapevole apparentamento tra la vecchia, tra virgolette, idea di pellegrinaggio e il nuovo pellegrinaggio di chi si scopre come camminatore, come biker, interprete di un mondo sostenibile e quindi in qualche modo parte di una dimensione di rispetto per la natura, di responsabilità verso il futuro. Sono tutti aspetti che. Per aggiungermi all'ultima domanda, un po' più prosaicamente e in modo meno alato di Livia, penso che in qualche modo il successo della nostra formula, adesso qui non parlo del libro, ma vorrei che il libro lo leggeste perché ci sono tantissime cose che il nostro amico in qualche modo ha lasciato presagire, molte cose, tra virgolette, curiose, di cui non vi abbiamo detto, come nasce il grana padano, veramente è una storia meravigliosa, come la fantasia e l'intelligenza dei monaci abbia saputo costruire, per esempio attraverso la rete dei mulini, una grande rinascita economica, addirittura una economia così ricca da rendere problematica la stessa appartenenza al mondo monacale. E voi sapete che quel mondo, che è rappresentato in Francia dall'alternativa tra due grandi abbazie, Cluny e Citeaux, c'è proprio l'alternativa tra un mondo che si perde dalla spiritualità nella forma e un altro mondo che cerca in un modo molto forte, molto duro, la riscoperta di una intuizione originaria del mondo cristiano attraverso l'essenzialità e la ricerca dell'essenzialità che nell'architettura poi rappresenterà. Questo è anche un altro aspetto curioso che Livia racconta e potreste trovare nel libro. Ma io penso, e torno e finisco e chiedo scusa perché la conclusione la deve fare lei, penso che il successo relativo della nostra formula abbia veramente un po' determinato un passaparola, per cui dal mondo abbaziale ci sono arrivate molte, non posso dire fastidiose, gentilissime richieste a cui però a tutte non abbiamo potuto corrispondere.